24 ore dopo l'acqua non c'è più grazie all'intervento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ma a Rosolina e Portoviro, i comuni del Polesine più colpiti dal violento nubifragio di ieri pomeriggio, è iniziata la conta dei danni. In 3 ore sono caduti oltre 166 mm di pioggia, ovvero lo stesso quantitativo che cade in circa 8-9 mesi. Impossibile per le caditoie e i tombini accettare una mole d'acqua simile, tanto che il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Stiamo adesso facendo proprio la conta di danni e il presidente Zaia, oltre che alla calamità regionale, ha proposto la calamità nazionale. Alberi abbattute, strade inondate, attività commerciali con l'acqua all'interno, una trentina tra negozi, locali e agenzie allagate. Ci sono alcune attività di ristorazione, ad esempio, che hanno avuto problemi su tutta la componentistica delle cucine perché hanno avuto 50 cm d'acqua. Abbiamo avuto delle agenzie immobiliari, abbiamo avuto 2 gelaterie che sono fuori uso e delle abitazioni che avevano i seminterrati, che la mobilia è completamente da buttare. Tra Rosolina Mare e Portoviro una quarantina di interventi dei Vigili del Fuoco, oltre 100 volontari di protezione civile arrivati anche da Padova, Verona, Vicenza, in azione le pompe per aspirare l'acqua. Si parla anche di una portata eccezionale perché, stando ai dati comunicati del Consorzio, sono caduti circa 200 mm d'acqua in 2 giorni, con picchi di 70 mm in poco meno di 40 minuti. Quindi si capisce che un quantitativo di 3 mesi di piogge medie caduto in poco tempo chiaramente ha reso il nostro sistema fognario completamente impreparato e inadeguato. C'era anche l'alta marea poi. C'era l'alta marea, quindi l'acqua faceva fatica a defluire e quindi sono state questa serie di sfortunate coincidenze che comunque hanno permesso sì che molte zone andassero sott'acqua. La situazione in queste ore sta tornando alla normalità, soprattutto nella zona residenziale di Portoviro, mentre alcuni piccoli allagamenti permangono nella zona artigianale e nelle campagne.